Signore e signori, buongiorno. È scattata oggi un'ora solare che è più cinematografica, ma cinematografica nel senso di quel cinema che ci fa sognare, che ci fa paura, che ci fa commuovere, fatto di straordinari effetti speciali che finiscono anche come effetto speciale sul volto, sulle movenze di un uomo che, aiutato da suo fratello gemello, è riuscito in un'operazione impossibile: far rivivere, letteralmente, credetemi, sono testimone oculare, il principe della risata, Totò. Io ve li presento con tutta l'attenzione del caso, perché sono due signori innanzitutto. Signori si nasce, loro lo nacquero, come avrebbe detto allargando il grande Totò. Loro sono due signori, sono due gemelli e sono formidabile bandiera italiana in tutto il mondo intero del cinema. Francesco e Gaetano Paolocci, ben arrivati. Francesco giacca blu, tesoro, ben trovato. Ben trovata. E Gaetano giacca grigia. Allora, proprio applausi a scroscio, credetemi. Grazie. Allora, attenzione, avrete notato o noterete qui un ciak di determinate dimensioni, ma lo studio si anima anche di altre cose che il nostro Alessandro Tresa svelerà. Allora, io sono partita parlando di Totò perché sì, ma non siete uguali? Due gemelli proprio. Siamo gemelli. Siete gemelli. Siamo gemelli. Allora, abbiamo delle fotografie. Io voglio parlare di Totò e poco fa dicevamo guardatelo, signori, guardatelo. Questo è Francesco. Sì. Che è Totò. Oh, mamma, senti qua dietro le mie ragazze, mamma. Sì. Allora, come siete arrivati a questo? E poi ovviamente dobbiamo raccontare tutto il resto. Allora, noi eravamo in America, Dino De Laurentiis ci aveva portato lì per fare il primo film di Stephen King, una trasformazione di lupi mannari e tutto. Nel tempo libero pensavamo di regalare al dottor Dino la ricostruzione di Totò, perché noi ricostruiamo il volto dei più grandi celebri attori americani, Continuate Schwarzenegger, a guardare Stallone. questa fotografia, è l'uomo che vi sta parlando, E così abbiamo iniziato questa lavorazione per regalare a Dino questa possibilità, che poi è diventata la possibilità di fare un film sulla vita di Totò, di cui lui si è innamorato tantissimo, sì. E quindi è diventata una cosa molto importante, che è durata tutta la vita, fino a che Gaetano è riuscito con la sua maestria di modellazione delle protesi artificiali a trasformare il mio viso e farmi diventare del tutto uguale, perché io ero diventato nel frattempo il doppiatore della famiglia De Curtis, quindi prestavo la voce a Totò per le pubblicità, per le cose in segreto, perché avevo un accordo segreto e amichevole con Liliana che non voleva che io rivelassi che si trattava di un doppiaggio. Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Quando sì. Liliana De Curtis vi vede insieme, vede questo, vede delle fotografie, vede dei filmati, cosa dice? Allora, Dino De Laurentiis e Fulvio Lucisano vollero fare questo, vollero presentare a Liliana De Curtis, la figlia di Totò, dei miei filmati in bianco e nero, sì. Quindi io che interpretavo suo padre, nella vita quotidiana. E lei si commosse e disse: ma come? Io non ho questi filmati di papà, come mai non li ho? E quindi per i produttori cinematografici fu una prova, la prova del 9, che questo avrebbe funzionato. L'assoluta prova del 9 che questo avrebbe funzionato. Gaetano, noi abbiamo fatto dei salti tripli in avanti, no? Perché vi abbiamo già dati in America, vi abbiamo già... Sì. La vostra storia è una storia di perfezione, di talento e di tanto coraggio a varcare l'oceano e a dire: con la nostra maestria possiamo arrivare in America. Sì, in effetti è questo, perché non appartenendo a una famiglia di cinema, noi essendo appassionati di cinema grandi appassionati sì. di cinema fantastico, abbiamo iniziato con uno studio personale, come si faceva allora, perché non c'erano i mezzi di oggi, non c'era internet, non c'erano tutti questi canali televisivi. Parliamo di che anni, Gaetano? Parliamo dell'82, perché nell'83 siamo poi stati chiamati immediatamente da Dino De Laurentiis in America
America a realizzare il film di Stephen King, Unico indizio alla luna piena. Sì. Ci ha affiancato a Carlo Rambaldi e Michael McCracken. Ah, esperti. Carlo Rambaldi, Sì, no, scusate, sì. andiamo con ordine. Sì. Applauso ragazze, vi prego. Cioè, stiamo parlando del Gotha, stiamo parlando del Sì, top. ma del... pensa che noi appena diciannovenni ci divertivamo a fare questo tipo di cose e siamo riusciti a mostrarle a Cinecittà. Guardate. Che è successo? Che Carlo Rambaldi ci ha visto come due ragazzi che allora aiutavano nella Dino De Laurentiis Film Corporation americana in North Carolina, aiutavano tutto il set per quanto riguarda quello che serviva per gli effetti speciali di trucco, quindi io applicavo le protesi e riuscivamo a creare questi lupi mannari per il film. Sì, sì. Dopo tanti anni, Carlo Rambaldi ci chiede di insegnare nella sua Accademia Internazionale di Effetti Speciali, quindi di alta formazione degli effetti speciali, quindi insegnare le sue materie, per cui io insegnavo quello che riguardava l'animatronica, la scultura, l'anatomia per gli artisti e abbiamo formato molti allievi che adesso lavorano alla Disney americana, lavorano per produzioni italiane. Allora, signori, non sto pur facendo disperare, ma non sto andando troppo avanti per ritornare indietro, perché diversamente, per le poche persone che non sapessero chi siano questi meravigliosi fratelli, sembrava che stessimo parlando di un capitolo a parte. Stiamo parlando di due professionisti che il mondo non solo ci invidia, ma il mondo, ovunque nel mondo, fa lavorare ai massimi livelli. Ma torniamo a quel Totò. Liliana De Curtis viene colpita da... Ma io non ho queste immagini di mio papà e credo che quello sia... Neanche No. ci speravamo in una risposta del genere allora. È una risposta di... io ho visto Elena Cara, che noi abbracciamo, la nipote di Totò, al premio Leonardo a Salerno, restare a bocca aperta di fronte all'arrivo, come tutta la platea, di fronte all'arrivo di Francesco. Qual è stato il lavoro intorno a questa trasformazione? Sì, allora diciamo che per una semplice imitazione, anche con delle protesi da trucco, sarebbe stato un lavoro molto più semplice. La meta ambiziosa che ci siamo prefissati di raggiungere era proprio dare quell'ironia nello sguardo, nella simpatia del suo sorriso. Sì. Quindi siamo dovuti andare a lavorare all'interno di quelle che sono le anatomie di mio fratello per cercare di impostare lo stesso sorriso, lo stesso, diciamo, piglio di Totò. Questo è stato un lavoro però di anni. Era impossibile raggiungerlo immediatamente come obiettivo e nel tempo, grazie al fatto che in America è stata specializzata una specie di, diciamo, di sostanza identica alla pelle, che poi tra l'altro la medicina utilizza per delle protesi anche artificiali. Ti posso fermare? Sì. Ci fermiamo solo per un attimo, perché guardate, è una storia. Ora, Francesco e Gaetano Paolocci, due geni, e sono gemelli. E sono Francesco in giacca blu e Gaetano in giacca grigia. Lo dico perché, essendo assolutamente identici, potremmo anche confonderci. Allora, abbiamo tantissimo da raccontare, anche che cosa sia questo Chuck lo raccontiamo tra poco. Parliamo degli effetti speciali di cui voi diventate signori e padroni, diventate geniali esecutori, realizzatori, che esecutori. Studiate tutto lo studiabile, ma torniamo al meraviglioso Totò. Allora, Francesco è l'interprete e ci stavate raccontando che studiate per anni questa formula che... L'intervento infatti di sostanze nuove nel corso di questi anni, immaginiamo che noi abbiamo condotto questa sperimentazione di arrivare alla mimica di Totò e quindi di poter realizzarla su Francesco nel corso di tanti anni, però il punto cruciale è che in America sono state inventate delle sostanze simili alla pelle, per cui questa carnosità di queste sostanze ci ha portato, è stato il trampolino per arrivare poi al risultato definitivo. Posso dire una cosa? Non una protesi rigida, non qualcosa no. che fosse attaccata sul tuo viso. Poi attenzione, lui è stato eccezionale perché la voce, le movenze, quelli fanno parte di uno studio infinito, no? Sì, infatti io ho chiesto a Gaetano, sai, noi siamo specialisti del trucco cinematografico, noi sappiamo che il trucco cinematografico arriva ad una linea che non si può superare, che è quella della verosimiglianza, ma non dell'effetto realistico. Con un trucco in genere non si può arrivare a tanto, ma Dino De Laurentiis mi disse: Francesco, dobbiamo superare quella linea. Perché Dino De Laurentiis era abituato
Perché a il superare. pubblico non accetterebbe mai una riduzione che non fosse il vero Totò. Noi dobbiamo fare una riproduzione assolutamente perfetta. Quindi ho avuto la fortuna di entrare nelle dimensioni anche del principe e quindi di avere la stessa intonazione della voce. Permesso? Si può? Disturbo? Vi presento un nuovo gioco? Ma mi faccia questo piacere? Non dico! E quindi avevo già sperimentato con lui. Poi sai, ingannare anche Dino De Laurentiis di Torre Annunziata del 29, napoletano, un viterbese come me, mi sembra una laurea veramente straordinaria. Signori, abbiamo 1 minuto e 40 da portare nelle vostre case senza più esitazione. Guardate ed emozionatevi con noi. Grazie, regia. Ecco qui, buonasera Mese, come sta? Bene, Io tutto bene. Complimenti, piano piano, in tutto il mondo, certo, io mi sono fatto Mosca, San Pietroburgo, mi sono fatto tutti i Paesi Bassi, però ero scomodo, bisognava camminare così, fino a scendere lo Scandinavio e poi siamo arrivati a Rocca Secca, questa qua vicino, Rocca Secca, no? Quindi adesso lei suona. Because I'm free, London swore at me. Die, 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 da, da, die, da, da. It won't be long till happiness that part to greet me. Io faccio il bagnino è una cosa molto importante, sa? Dunque, devi sapere, caro, che qui ci sono un sacco di miei clienti, è vero? È vero? Eh sì, solo per uscirlo tra queste persone. E dove sta? Dovete andare? E deve stare da qualche parte. E dobbiamo raggiungerlo. Dunque, la composizione, Sì. quello che ho fatto, è melodrammatica, cioè è metà melodica e metà drammatica. Ah, sì. Alla gente piace, piace. Vabbè, dite voi. Bravi. Voi siete, guardate, oggi è un onore infinito averli qui da noi, è veramente un onore grandissimo, perché siete, cioè tu sei Totò nel mondo. Grazie. Sei Totò. Grazie. Perché questo non Grazie. no? Con il lavoro fatto da Gaetano, straordinario, cioè quanto tempo ci vuole per diventare? Lo abbiamo condensato in 3 ore. 3 ore. Non è così straordinario, diciamo, come tempi, ma la cosa più interessante è che questo trucco, che nasce come un trucco cinematografico, dovendolo rendere, diciamo, idoneo per spettacoli televisivi, con dei tempi lunghissimi, sai, il cinema si interrompe, si va in camerino, Sì, certo. si ritocca, si fa. Noi abbiamo dovuto studiare molto per renderlo permanente sul viso, quindi può superare benissimo le 10 ore di applicazione senza nessun problema, e essendo un trucco impermeabile, quindi per le sudorazioni, e quindi c'è stato tutto un discorso di chimica che ho dovuto portare avanti e che abbiamo risolto. Naturalmente per il mondo cinematografico è sprecato, nel senso che ci sono dei tempi che consentono degli aggiustamenti. Invece lo spettacolo televisivo, pure in diretta teatrale, non consente questo tipo di... No, assolutamente no. Ripeto, ribadisco ancora una volta, quando Salerno è salito sul palco, io e tutta la platea abbiamo trattenuto il respiro, perché è stato trovarcelo di fronte. Ora, siete partiti a 19 anni, dalla vostra Viterbo, dalla vostra, no? Ma per i 18 anni precedenti che avevate fatto? Cioè, voglio dire, nel senso, perché... No, sai, siamo partiti a 28 anni, uno dice, beh, nel frattempo hanno fatto 19 anni, cioè dei ragazzini, dei ragazzetti con 7 anni di più dei 12, ecco, per capirci. Sì. Ma come vi è venuto in mente tutto questo? Ma noi ci siamo appassionati al cinema e poi abbiamo trovato un parallelismo con i nostri colleghi americani della nostra stessa età. Quei film della Universal, fantastici, Frankenstein, La mummia, questi effetti speciali, drammatici quasi, no? Ci avevano molto colpito e volevamo ripeterli, volevamo riuscire a raggiungere quei risultati. Lì iniziò questa avventura nel cinema. E iniziò con questi film fantastici, per poi arrivare a fare quegli effetti
effetti speciali che invece servono nel cinema ma che non si denunciano, e quindi sono effetti speciali per cui possiamo creare dei fenomeni straordinari che al momento delle riprese non si potrebbe avere a disposizione. Ma all'inizio è nata come una passione guardando i film americani della Universal. Anch'io guardavo i film americani della Universal, ma... Scusate, per carità, non mi denigro, non mi sarebbe mai venuto, anche a quelli non della Universal, mai venuto in mente. Ora, altra domanda e poi abbiamo la grande sorpresa, un po', devo dire, abbastanza impressionante, parecchio impressionante. Quanto è grande il luogo dove voi lavorate, stabilito che voi lavorate nel mondo, ma il vostro laboratorio, non devo entrare con le mani nell'inquadratura, ma che dimensioni deve avere? Cioè, io vi immagino come Archimede pitagorico, proprio siete lì che inventate, create. Beh, è cambiato con il tempo. Circa lo spazio e anche le strumentazioni di questo spazio. Considera che noi ci siamo occupati per più di qualche anno della ricostruzione e riproduzione di dinosauri iperrealisti per il cinema, per la televisione. Dinosauri? No? Dinosauri. Quindi abbiamo dovuto impegnare degli spazi molto grandi per realizzare, perché sai che se un prodotto, un grande del cinema, un grande scenografo ci insegnava e ci diceva all'inizio della nostra attività, anzi anche della nostra passione, ci diceva che per una realizzazione di 1 metro di creazione, qualsiasi essa sia, ce ne vogliono almeno 4 di spazio intorno, in tutti i sensi. Certo. Quindi immagino un dinosauro di 4, 5, 6 metri, che tipo di spazio potrebbe avere? Effettivamente aveva ragione, effettivamente aveva ragione. Quindi spazi all'aperto, quindi destinazioni di lavorazioni in particolari periodi dell'anno, laddove l'esterno rappresenta anche l'esterno è parte di tutta la creazione. Sì. Ora, vedete che chiunque altro si spaventerebbe un po' ad avere quella roba lì sulla scrivania. È il mio ufficio a Cinecittà. Ecco, questo è l'ufficio di Gaetano a Cinecittà e quello sulla sinistra è il temibile l'endoscheletro di Terminator, quello cattivo che gli proprio il grande film di Cameron che ha segnato la storia del cinema, celebrato per i suoi 40 anni. Allora io direi Chuck Terminator. A proposito di Chuck, questo Chuck che cos'è?